Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Diretta Medica. L'infezione da SARS-CoV-2 in questi ultimi periodi di tempo e per l'esattezza nell'arco dell'ultimo anno ha creato grossi ed importanti problemi sanitari e sociali. Dal punto di vista sanitario, le alterazioni che caratterizzano l'infezione da Covid-19 sono soprattutto e principalmente a carico dell'apparato respiratorio e si manifestano con una polmonite interstiziale che porta il paziente a sviluppare gravi problemi respiratori che si caratterizzano da un'insufficienza respiratoria con necessità di ossigeno o ventilazione non invasiva. Ma se ci sono delle problematiche acute, adesso ci sono anche delle problematiche croniche che sono oggigiorno e in questo momento della pandemia altrettanto importanti e fondamentali. Ed è appunto di questo che oggi tratteremo insieme al professore Pierachille Santus, professore associato di malattie respiratorie presso l'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale Sacco di Milano. Professore Santus, innanzitutto benvenuto e grazie per essere qui. La prima domanda che vogliamo porle è la seguente. Quali sono le alterazioni polmonari che si verificano in corso di Covid-19? A lei la parola. Grazie a voi per l'invito e rispondo volentieri a questa domanda che mi permette di sottolineare come le manifestazioni effettivamente principali che si manifestano in corso di Covid-19, cioè la malattia conseguente all'infezione da SARS-CoV-2, sono essenzialmente e principalmente delle manifestazioni a carico del polmone che si identificano nella presenza di una polmonite interstiziale. È chiaro che non esistono solo le manifestazioni polmonari, ma esistono anche delle manifestazioni sistemiche, delle alterazioni a carico della coagulazione, ma fondamentalmente le alterazioni polmonari sono quelle che poi danno luogo alle principali manifestazioni cliniche di questa malattia, che sono giusto appunto caratterizzate da un'importante e grave insufficienza respiratoria. Grazie professore. Ma queste alterazioni polmonari vanno incontro a una risoluzione o lasciano dei reliquati polmonari a breve e lungo termine? Le alterazioni polmonari che si manifestano in corso di Covid-19 e quindi la polmonite interstiziale sono delle manifestazioni che hanno un'espressione di diverso tipo e di diverso grado. La polmonite interstiziale si può manifestare in diversi modi, cioè si può manifestare con la presenza di un ground glass, si può manifestare con la presenza di consolidamenti, si può presentare con la presenza di crazy paving e quindi con aree miste di consolidamenti e ground glass. Queste naturalmente hanno una variabilità anche nell'estensione dell'interessamento polmonare e sono quelle manifestazioni che si identificano attraverso delle indagini radiologiche, che siano l'ATAC torace o la radiografia del torace e in fase acuta. Effettivamente non sono presenti solo in fase acuta, ma sono presenti anche nella fase di guarigione della malattia, oppure diciamo nella fase post-acuta e di convalescenza. La loro evoluzione fortunatamente è un'evoluzione che nella maggior parte dei casi è positiva e quindi con una restitutio ad integrum del polmone che ritorna ad essere morfologicamente normale. Esistono poi dei casi in cui si ha la presenza di alcune cicatrici che però risultano funzionalmente non rilevanti o delle aree di consolidamento che invece possono risultare funzionalmente pericolose e più importanti nel creare un danno di funzione del polmone. Grazie a Dio queste ultime alterazioni e quelle permanenti che possono dare problemi anche dal punto di vista funzionali interessano solo una minima quota di pazienti che può essere identificabile intorno a circa il 10-15% dei pazienti. Negli altri casi abbiamo appunto una risoluzione che avviene in tempi più o meno brevi con il polmone che ritorna ad essere, come dicevo anche prima, con una costituzione di normalità. Bene professore. Quindi è importante valutare anche le alterazioni funzionali respiratorie in corso di Covid-19 e con quali strumenti possiamo studiarle? Come dicevo prima, le alterazioni polmonari
sono delle alterazioni morfologiche che vediamo attraverso le indagini radiologiche, ma non possiamo attraverso le indagini radiologiche capire quanto e come il polmone funziona. E quindi è chiaro che le alterazioni morfologiche che succedono e che si verificano in corso di Covid-19 a carico del polmone, cioè quelle descritte precedentemente, lasciano e producono delle alterazioni di funzione, quindi delle alterazioni nello scambio dei gas e quindi dell'ossigenazione. Se questo lo identifichiamo in fase acuta attraverso delle indagini di valutazione dei gas respiratori, lo possiamo valutare con le medesime indagini anche nelle fasi post-acute e di recupero della malattia, ma lo dobbiamo valutare anche con altre indagini strumentali che sono rappresentate fondamentalmente dalle prove funzionali ventilatorie, e cioè vale a dire dalla spirometria e dalla diffusione polmonare dei gas polmonari, detta DLCO. Questi sono dei test che ormai risultano essenziali ed obbligatori nella valutazione dei nostri pazienti nella fase post-acuta, in ordine al fatto di verificare se il polmone funziona correttamente, quanto è l'alterazione funzionale residua dopo la fase acuta e naturalmente come avviene la risoluzione dell'aspetto morfologico. Per cui è chiaro che le indagini funzionali sono essenziali nella valutazione a breve e a lungo termine e devono essere considerate obbligatorie nel follow-up dei nostri pazienti, perché accanto ad alcune alterazioni morfologiche può esserci una funzione del tutto normale e così pure accanto ad una completa risoluzione del quadro morfologico ci possono essere ancora delle minime alterazioni funzionali che perdurano nel tempo e spesso sono anche le ultime che vengono a risolversi. Grazie professore per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie per l'invito, grazie per essere stato qui oggi e poter parlare di questo argomento così tanto importante. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo appuntamento qui su Diretta Medica.